Buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti a Sicilia Focus 24. Oggi parliamo di lavoro su tanti fronti, lo facciamo con i nostri ospiti. In studio qui con me il commercialista Roberto Cunzolo, ben trovato. Salve. Ci vediamo di nuovo. In collegamento invece abbiamo la segretaria generale della UIL Sicilia, Luisella Lionti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo detto lavoro, salario minimo, social card, sono tanti i temi in questo momento in ballo, in discussione sul fronte nazionale, ma partiamo, visto che abbiamo il focus, si chiama proprio così la nostra trasmissione, il focus di oggi riguarda in un certo senso il rapporto tra gli imprenditori e quindi i datori di lavoro e i giovani lavoratori, in questo caso soprattutto giovani, adesso vi spiegheremo perché. I problemi del lavoro stagionale, in particolare andremo a parlare del settore turistico, ma anche nel settore dell'agricoltura ci sono grandissimi problemi, perché che cos'è che si dice in questi anni, subito dopo il Covid, qual è stato il grande problema, anche a seguito delle varie card che hanno aiutato il reddito di cittadinanza? Non si trovano lavoratori, non c'è gente più che vuole lavorare, che magari ha spirito di sacrificio, che voglia imparare un mestiere, in questo caso parliamo di giovani, ma perché? Che cos'è che offrono i datori di lavoro? Ma a loro volta i datori di lavoro che tipo di aiuti hanno dallo Stato? Perché, come dicevamo con Roberto Cunzolo, ci sono tantissimi tipi di contratti di lavoro e a volte quando si ha troppo poi si hanno ancora più difficoltà, magari a volte meglio poco ma ben strutturato. Allora partiamo subito con lo spiegare, Roberto Cunzolo, qual è il problema in questo momento degli stagionali, ad esempio? Ma io credo che il lavoro, allora pensiamo al settore turistico alberghiero. Il settore turistico alberghiero ha avuto un blocco totale nel periodo Covid, però diciamo che già dall'anno scorso c'è stato un boom di crescita elevato. Sì. La verità è che le statistiche però ci dicono che all'appello mancano circa 210.000 soggetti, cioè il mercato richiede 210.000 soggetti. Questo vale sia per gli stagionali ma anche per il full time. La situazione si aggrava nel discorso stagionale. Perché? Perché lo stagionale di fatto non ha grandi garanzie, cioè il lavoratore naturalmente cerca di trovare un posto a tempo indeterminato, full time, quindi non stagionale, perché se no lavorerebbe solamente quei 3, 4, 5 mesi previsti per il settore turistico alberghiero e poi si troverebbe di fatto senza nemmeno delle coperture, perché l'eventuale indennità di disoccupazione è minima per il periodo restante. Ciò significa che il lavoratore cerca altre vie, prima cosa. Seconda cosa, probabilmente dobbiamo fare delle valutazioni più diciamo scientifiche o complessive sulla volontà dei giovani all'approccio a determinati lavori, perché poi possiamo, magari in un secondo passaggio, andiamo a vedere quali sono le figure mancanti nel settore turistico alberghiero, perché non sono solo le figure di basso profilo, ma abbiamo anche carenze nelle figure di alto profilo. Assolutamente. Luisella Lionti, vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Sì, vi sento, ma mi sento malissimo, abbiamo provato a mandare un messaggio, sento la voce che va e viene, quindi insomma risponderò, ho percepito qualcosa, insomma vediamo un attimino, mi faccia la domanda perché non... Allora, noi la sentiamo bene al momento. Okay, quindi perfetto. Riusciamo a metterci in contatto, cioè nel senso a interloquire. Allora, in questo momento si sta parlando tanto di salario minimo. Secondo le ultime stime Svimez ci sono 3 milioni di lavoratori dipendenti che al momento guadagnano meno di 9 euro l'ora e circa 1 milione di questi si trova al sud. Questi sono i dati al mezzogiorno, questi sono i dati Svimez. Ma in questo momento non ci riusciamo. Non la sento. Allora proviamo, lo dico alla regia, proviamo a ristabilire il contatto Skype, vediamo se riusciamo. Oggi
non siamo fortunati, anche l'ultima mia puntata con Skype è stato un dramma. Ma Ho fatto bene allora a venire di presenza. In studio abbiamo il dottore Cunzolo. Allora, dicevamo, riprendiamo le fila del nostro discorso. Quindi che tipo di lavoro? Ma qual è il problema che molti di tanti settori, turistico, alberghiero, settore eventi, mi dicono e mi raccontano? Abbiamo difficoltà intanto, uno, a trovare giovani che vogliono lavorare, perché fino a questo momento ci si è forse aggrappati molto al reddito di cittadinanza, allo stare sotto determinate soglie ISEE. Quindi intanto la volontà e poi anche l'approccio al lavoro. La prima cosa che fanno, per cui anche i giovanissimi, che teoricamente dovrebbero anche in qualche modo formarsi, e per cui le stagioni estive molte volte servono anche a questo, alla formazione, no? Personale in merito al lavoro, subito chiedono quanto si guadagna, quante ore si fanno, e nel momento in cui si fanno degli straordinari iniziano a, diciamo, a non essere più d'accordo, anche se un determinato tipo di lavoro, io dico ad esempio, noi come giornalisti, se succede qualcosa non possiamo guardare l'orario, poi si andrà a recuperare, ma anche nel settore alberghiero, se c'è da fare un servizio, il cliente ritarda, l'ospite ritarda, necessariamente il servizio poi si allunga, in qualche modo poi si tende a recuperare e quindi si lavora a fatica. Non ci sono contratti che tengono, è la risposta che mi danno in molti imprenditori. Allora, la realtà è questa. Io faccio per esempio una figura classica dei giovani, penso giovani dei miei tempi ma anche quelli attuali. Pensiamo alla figura del bagnino dello stabilimento balneare, no? Anche qui è difficile oggi che uno stabilimento balneare per tanto tempo ha sempre lo stesso bagnino, perché solitamente è un lavoro prettamente di giovani, anche perché il lavoratore, il bagnino un po' più anziano cerca una figura più stabile. Pensiamo ai nostri stabilimenti balneari, anche se hanno allargato un po' i tempi di fruizione, però pensiamo ai classici stabilimenti balneari, quelli sulla scogliera di Catania, no? Dove che lavorano 3-4 mesi, diventa difficile poterli impiegare tutto l'anno. Oltretutto, con i requisiti di sicurezza, pochi stabilimenti balneari costruiscono loro i lidi, preferiscono appoggiarsi alle ditte esterne che danno determinate garanzie. Questo cosa significa? Che c'è una rotazione, il ragazzo e va via. Andiamo poi nel discorso Covid. Abbiamo avuto anche il problema che si sono bloccate le scuole per fare i brevetti di bagnino, quindi perché non facevano più i corsi, quindi c'è stata una richiesta di bagnini ma l'offerta maggiore dell'offerta, quindi c'erano tutti gli stabilimenti balneari che cercavano bagnini. Qualcuno li ha fatti venire da fuori, però a questo punto l'imprenditore si trovava a sobbarcarsi un costo di vitto e alloggio più alto. Consideriamo che la marginalità nel settore turistico alberghiero, soprattutto per la stagionalità, è in un periodo breve e quindi diventano determinati problemi. Ora, tutto questo, se non c'è un tavolo di concertazione con le associazioni sindacali, col governo, che danno degli aiuti alle imprese e delle garanzie al lavoratore stagionale, è un po' complicato. Ecco, e qua c'è l'altro argomento, ovvero il lavoro sovrattassato da parte dello Stato, per cui un imprenditore che voglia fare un contratto a norma, a regola, si trova a dover pagare un dipendente tantissimi soldi, e poi quello che rimane al dipendente in busta paga alla fine è la metà di quello che il datore di lavoro alla fine tira fuori dal punto di vista economico. Nel frattempo vediamo se la dottoressa Lionti riesce a sentirci, ma non credo che riusciamo. Dottoressa, ci sente? Deve attaccare il microfono. Allora, torniamo in studio. Quindi il lavoro sovrattassato, come se ne esce? Però io credo che questo valga sia per gli stagionali, ma valga anche per tutti. E già il governo, con l'abbattimento del cuneo fiscale, è venuto un po' incontro a queste esigenze dei lavoratori, anche con l'incremento del tasso di inflazione che c'è stato, con l'aumento un po' di del carrello della spesa dei lavoratori. Però partiamo dal presupposto, io ora prendo esempio la retribuzione per esempio di un cameriere semplice,
oggi è attorno a 1560 euro lordi, quindi considerando tutti gli abbattimenti forse arriva a 1200, 1100. Parliamo di un full time, 40 ore settimanali e senza straordinari e senza nulla. Se andiamo su un capo barista o un capo cuoco andiamo attorno a 1700-1750 euro lordi. Il problema qual è? Che probabilmente per il tipo di lavoro che si concentra in un brevissimo periodo e che purtroppo, come diceva lei, ci sono degli sforamenti, quando incomincia a entrare lo straordinario, quindi una maggiore tassazione anche sullo straordinario, questo genera sicuramente una maggiore tassazione in capo al lavoratore e una maggiore tassazione in capo all'impresa. Appunto, a proposito di straordinario ci scrivono, e io vorrei segnalare che non è come dicono gli imprenditori, ma specialmente negli stabilimenti devi lavorare 7 su 7 giorni, contratti da 24 ore settimanali e ne fai 80 ore invece, dice quello che segnalo io, e qui in questo caso dipende, immagino anche dipende dall'imprenditore, dall'imprenditore, dalla turnazione, se ha più persone che possono lavorare, ovviamente che se ha ogni attività è a sé stante. Vediamo se la dottoressa Luisella Lionti riesce a sentirci. Sì, vi sento Ok, bene. abbiamo risolto. Stavamo parlando del lavoro sovrattassato da parte dello Stato. L'imprenditore, pur facendo contratti regolari, ha, diciamo, molti vincoli. Potrebbe assumere altre persone, per cui ampliare il proprio organico per non andare a far fare straordinario, ma anche lì un contratto costa tantissimo ad un imprenditore. Assolutamente, noi siamo a una di lavoro che occorrerebbe passare il lavoro, quindi agevolazioni a chi investe sul territorio, quindi agli imprenditori, ed evitare così delocalizzazioni che oggi purtroppo avvengono quotidianamente. Dall'altra parte bisogna vigilare che i contratti si applicano e si applichino quelli giusti, perché spesso e volentieri non si applicano i contratti di settore. Lei poco fa parlava mi permette di chiamarlo lavoro grigio. Sì. Spesso e volentieri si parla di lavoro nero, ma ormai si è trovato, come dire, molti imprenditori, chiaramente come diceva l'ospite in studio, non sono tutti gli stessi, non sono tutti uguali gli imprenditori, perché ci sono tantissimi imprenditori seri, ma ce ne sono altri che contrattualizzano tra virgolette il lavoratore per 10-16 ore quello che è, poi in effetti gliene fanno fare il triplo, glielo fanno fare senza stacco, glielo fanno fare in ambienti non sicuri. Ecco, noi dobbiamo assolutamente puntare ad un lavoro che si dia valore al lavoro, ma soprattutto cominciare a lavorare in sinergia con chi offre il lavoro. Se non facciamo questo siamo, come dire, quel di Bellini, non è così. Il lavoratore deve essere assolutamente garantito, così come lo deve essere il datore di lavoro. Assolutamente, ovviamente noi parliamo di datori di lavoro in regola che vogliono fare le cose per bene. I casi di lavoro nero, di lavoro grigio e di lavoro poco sicuro ovviamente ci sono, e ci arrivano anche le segnalazioni, come un ragazzo che ci scrive: andate a fare un giro nei bar di Catania e vedete che fanno lavorare i ragazzi anche 13-14 ore, e se poi un giorno non si va al lavoro si viene anche minacciati di essere licenziati. Ovviamente qui stiamo trattando il caso in cui un imprenditore serio voglia fare dei contratti seri, e credo che detassare, come ha detto la dottoressa Lionti, sia una delle soluzioni, ma molto lontana. Se ne parla, il governo ne parla, si parla di salario minimo, ma poi i problemi mi sa che siano altri. Ma io credo che, per esempio, una detassazione è stata una proposta fatta da un'associazione sindacale qualche tempo fa. Una detassazione, per esempio, sugli stagionali consentirebbe un maggior stipendio per il lavoratore e un'agevolazione anche per l'imprenditore. Poi è anche vero, come diceva la dottoressa, noi dobbiamo guardare non il lavoro grigio e il lavoro nero, perché sennò facciamo un ragionamento di ispezioni, ispettivo.
è anche vero che un lavoratore normale, è chiaro che il bar, il ristorante, lo stabilimento balneare deve applicare il contratto collettivo previsto per la categoria con le retribuzioni che sono previste e quindi deve prevedere una turnazione. Il problema però alla base, quello che si lamentano tanti imprenditori, che anche cercando il lavoratore per metterlo in regola, soprattutto sulle figure basse, diventa difficile collocarlo, quindi non è un problema di farlo lavorare 13 ore, cioè oggi non si trovano camerieri, non si trovano addetti alle pulizie, non si trovano facchini, non si trovano i plongisti per quanto riguarda i lavapiatti, probabilmente perché i nostri giovani tendono a una figura un po' più alta. Però anche lì, se consideriamo che oggi c'è una ricerca... Se non si fa la gavetta... No, se anche lì c'è una ricerca di capo barman, di chef, allora la domanda forse che ci dobbiamo porre è: c'è questa appeal degli istituti turistici alberghieri che dovrebbe essere il viatico per poi intraprendere quella professione? Perché oggi anche per fare quel lavoro il capo sala, il maître, devi essere formato, quindi probabilmente c'è un problema sia dove oggi abbiamo un overbooking nei licei classici e scientifici, poi si va sempre verso settori dell'università, vedi laurea in comunicazione, vedi in altre lauree che ormai sono veramente, diciamo, troppo usate o sfruttate. E però manca questa situazione, perché la stessa situazione la troviamo poi in agricoltura, esatto. Cioè noi abbiamo l'agricoltore che ha carenza di trovare personale. Quindi probabilmente non è un problema di messa in regola, è il problema che mancano le figure, le persone che e vogliono... attenzione, perché è un falso mito quello del reddito di cittadinanza, perché da una statistica fatta dalla Commissione europea, in altri paesi dove è assente il reddito di cittadinanza c'è carenza delle stesse figure. Quindi probabilmente il reddito di cittadinanza da noi ha acuito il problema, ma un problema che già si presentava. Allora noi ci fermiamo un attimo per una pausa, per la pubblicità, e ritorniamo tra poco. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di lavoro, di salario minimo, ma toccheremo anche l'argomento della social card. Lo stiamo facendo con Luisella Lionti in collegamento da Palermo e con Roberto Cunzolo in collega qui in studio con me a Catania, commercialista. Allora, dottoressa Lionti, abbiamo detto salario minimo, ancora una discussione, diciamo, molto in aria, dovremmo andare a detassare il lavoro per l'imprenditore e quindi anche per i lavoratori. Potrebbe essere una soluzione, se ne parla, i sindacati come si pongono in questo senso? Ma noi appunto, come dicevo poco fa, insistiamo sul fatto che si devono applicare i contratti. Sul salario minimo è chiaro che bisogna fissare i 9 euro di cui si parla. Consideri che se io per esempio qui ho una busta paga di un dipendente con il contratto del commercio, un quarto livello prende 9 euro ora. Quindi se si fissasse un valore più alto della retribuzione, è chiaro che le buste paga sarebbero tutte più alte. Per quanto riguarda, quindi questo è dare, come dicevo poco fa, dare valore al lavoro. Dall'altra parte abbiamo tutto quello che invece è relativo a supportare le categorie svantaggiate, e quindi la social card, ma ieri il reddito di cittadinanza, ne parlava poco fa il dottore commercialista, diceva appunto che è stato un ottimo strumento per evitare una catastrofe sociale. È chiaro che il reddito di cittadinanza, come era stato pensato per, come dire, un momento di partenza per poi avviare al lavoro chi ne usufruiva. Purtroppo non è stato così, ed è chiaro che quindi stiamo parlando, una cosa è puntare su politiche attive sul lavoro, l'altro è discutere di come dobbiamo gestire un'emergenza, chiamiamola così, un'emergenza
sociale in questo momento, famiglie che vivono in povertà sono tantissime, ma quella è un'altra questione. Per quanto riguarda la formazione, è vero, ha ragione, perché c'è un problema anche culturale e sociale. Oggi si associa il lavoro, tra virgolette, come dire, di categoria più bassa ad un socialmente inferiore, e questo purtroppo nei nostri giovani c'è. Si sceglie sempre l'istituto, il liceo classico, lo liceo scientifico, perché come dire, altri indirizzi sono meno. Allora secondo me occorre mettere in sinergia, come dicevo, sia le aziende ma anche la scuola, l'università. Formiamo cosa serve. È inutile che formiamo dalla scuola le stesse figure professionali. Lo diceva poco fa il dottore: se non si trovano i cuochi, se non si chiamano chef, per esempio, o non si trova il portantino, non si trova, ecco, dobbiamo cominciare a fare un ragionamento di insieme, quindi la scuola deve essere assolutamente collegata all'offerta di lavoro, e in base a questo poi come dire, sforneremo le figure professionali che offrono. Allora, dottoressa, da casa si sono scatenati, pagano 3 euro l'ora, ditelo, voi lo sapete. Allora, stavo dicendo che da casa ci arrivano ovviamente molti commenti. C'è chi ci scrive che viene pagato 3 euro l'ora, altri scrivono che i datori di lavoro non mettono in regola, e poi si parla anche di reddito di cittadinanza. Ovviamente noi stiamo facendo un discorso che riguarda, diciamo, gli imprenditori che sono in regola o che vogliono stare in regola, cercare di capire come il governo, come le associazioni, come i sindacati possono aiutare gli imprenditori per far avere un contratto e una dignità lavorativa maggiore e migliore ai lavoratori. Poi ovviamente il lavoro sottopagato purtroppo esiste. Ora noi siamo anche in chiusura, quindi volevo dire che allora dobbiamo tirare un po' le somme. I lavoratori hanno perfettamente ragione in questo, quelli che scrivono, perché un dato è sintomatico. Io faccio il ragionamento dell'imprenditore che contrattualizza secondo i contratti collettivi e secondo quelle che sono le norme di legge, però c'è un dato significativo. Nell'ultimo rapporto del 2020, che è l'ultimo che abbiamo a disposizione dell'Ispettorato del Lavoro, se consideriamo su 9.500 aziende controllate, il 73% c'erano delle irregolarità. Quindi questo è un segnale, ma anche qui va un discorso di formazione. Se noi per primi, noi commercialisti, gli imprenditori, non diamo un segnale che il vero risparmio è proprio collocare il lavoratore con la sua giusta dimensione, con la sua giusta retribuzione, perché il ritorno che hai in termini di sanzioni nell'ipotesi di visita ispettiva piuttosto che divertenze sindacali, divertenze in tribunale, è sicuramente peggiore, è di gran lunga più alto. Quindi probabilmente è una formazione complessiva dove l'obiettivo è tu imprenditore rispetti, però è chiaro che l'imprenditore su uno stipendio a cui al lavoratore vanno 1.100-1.200 euro non può costare quasi il doppio. Ed ecco, lì bisogna fare un'operazione diversa, a maggior ragione sugli stagionali, perché è vero che ci sono delle agevolazioni previste per le assunzioni, ma solamente per il tempo indeterminato e non per lo stagionale. Quindi l'imprenditore, che non è che sceglie di essere stagionale, non è che sceglie di essere stagionale, certo, la sua attività è stagionale, probabilmente lo Stato deve considerare che il lavoro stagionale per le assunzioni deve essere premiato come il lavoro a tempo indeterminato. Io vi ringrazio, dottoressa Leonti. Mi sa che per parlare della social card dovremo incontrarci in un'altra puntata, perché anche questo è un argomento, è l'argomento del momento. Ieri abbiamo visto in giro qualcosa, chi andava a fare la spesa con questa social card, sono 380 euro solo a determinate categorie che servono per acquisti alimentari, di beni alimentari. Bene, ringrazio il dottore Cunzolo per essere stato ancora una volta con noi, sempre disponibile. Grazie dottoressa Leonti, grazie a voi per averci iscritto. Come vedete cerchiamo di affrontare i problemi a 360 gradi, anche le vostre segnalazioni vengono lette. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.